La prima edizione di una guida su Venezia in lingua araba è stata presentata nella sede della Giunta regionale da Franco Manzato, vicepresidente della Giunta regionale del Veneto, dall'assessore Danilo Lunardelli, dagli assessori comunali Luana Zanella e Augusto Salvadori, dall'editore Ihab Hashem e da Faisal Al-Saddiq, responsabile delle linee aeree saudite in Italia. Il vicepresidente Manzato ha richiamato il valore che Venezia dà all'intero turismo del Veneto, prima regione d'Italia nell'economia dell'ospitalità, facendo presente l'opportunità di intensificare i collegamenti anche con il mondo arabo tramite il vettore aereo, ampliando i rapporti con il Marco Polo. Una proposta che il rappresentante della compagnia degli Emirati Faisal Al-Saddiq ha subito raccolto. Ci sono grandi opportunità di scambi che dobbiamo assolutamente incentivare. Venezia parla da sola perché è il punto di riferimento per il mondo. È evidente che adesso cercheremo di avere dei rapporti molto più intensi. Questa guida è l'inizio, ma poi cercheremo anche di intensificarli pensando per esempio a delle linee aeree che colleghino direttamente Venezia con quel mondo. È evidente che per affrontare un mondo così particolare ci vuole prima di tutto rispetto della cultura locale, perché le esigenze sono completamente diverse, la cultura è diversa, quindi dobbiamo prima di tutto conoscere, e quando abbiamo fatto una buona conoscenza, la capacità di capire quali sono le differenze, poi cercare di dialogare trovando un filo conduttore. Ci sono interessi che loro hanno nei nostri confronti, così come noi abbiamo nel loro territorio. Evidentemente col dialogo possiamo fare moltissimo. Già la guida, che è una lingua araba, può essere un veicolo importante di scambio culturale. La linea aerea saudita oltre 30 anni è presente sul territorio italiano. Venezia una principale destinazione per il turismo saudita. Con questa guida penso di poter aumentare molto di più la presenza di turisti sauditi a Venezia. La guida, stampata in 10.000 copie e distribuita a cura dell'amministrazione provinciale, è diversa da quelle tradizionali, fatta a misura degli ospiti arabi che non desiderano solo sapere cosa visitare, ma anche cosa rappresenta ciò che visitano nella storia e nella civiltà locale. Perché è un'attenzione verso il mondo che si sta aprendo a noi, il mondo arabo, che dà sempre riferimento per Venezia e deve mantenere questo leadership nell'area mondiale verso il mondo arabo. Poi è uno strumento turistico di conoscenza della città in lingua araba, proprio perché penso dobbiamo essere sensibili verso questa area che è potenzialmente molto importante per noi dal punto di vista turistico. Lo è dal punto di vista economico, ma lo potrebbe diventare anche dal punto di vista turistico, anche perché sono turisti molto discreti, rispettosi del nostro territorio e hanno una ottima capacità di spesa, e in questo momento credo sia molto importante dimostrare questo.